L'alleanza possibile per il Veneto è una sola. Mentre sto parlando il governatore Zaia della Lega governa con un vicegovernatore di NCD con una maggioranza in cui Forza Italia è fondamentale. È un'ottima esperienza di governo, lo riconosciamo noi, l'ha ammesso, anzi riconosciuto con piacere, il segretario federale della Lega Nord Salvini. Non capisco qualsiasi ipotesi ci porti fuori da questa strada che è di buona amministrazione e vincente elettoralmente. I veti non sono mai accettabili, vieppiù non sono accettabili quando si scontrano con la realtà delle cose. I suoi amministratori siedono intorno a tavoli rotondi dove normalmente si svolgono le giunte delle due principali regioni del nord, tutti insieme a Forza Italia e ai centristi. Riconosciamo tutti, lo ripeto ancora una volta, che sono esperienze di buon governo, speriamo tutti che siano esperienze elettorali vincenti nel prossimo maggio. Squadra che vince si cambia o non si cambia? Padova è un'esperienza di buon governo dove noi abbiamo una soddisfazione in più di aver immesso anche amministratori nuovi, giovani, una faccia nuova di Forza Italia che ha bisogno, come tutti i partiti in questo Paese, di rinnovarsi per tornare a parlare con i cittadini che dei partiti hanno francamente poca fiducia e francamente tante volte ha ragione. Quindi Padova è certamente un modello vincente, dopodiché io spero che ci siano tante Padove, tanti Veneti, tante Campanie, tante Lombardie e soprattutto spero di vedere il centrodestra tornare presto a Palazzo Chigi, perché Renzi sta facendo un sacco di guai da ogni punto di vista, dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista della ripresa, dal punto di vista della politica estera che è a dir poco imbarazzante, dal punto di vista della politica europea. Per tornare a Palazzo Chigi bisogna avere un progetto, ce l'abbiamo, bisogna avere i numeri e il consenso elettorale, dobbiamo costruirlo e dobbiamo costruirlo insieme.